Buonasera a tutti, iniziamo questa conferenza anche perché il professore poi alle 7 deve lasciarci, deve ritornare a Milano, giusto? E questo è il secondo appuntamento della rassegna che abbiamo intitolato Veneto Letterario, narratori veneti tra 800 e 900. Il primo incontro la settimana scorsa era dedicato a Giovanni Comisso e questa sera invece ci occupiamo, anzi si occuperà il professore Giuseppe Lupo dell'Università Cattolica di Milano, di un grande scrittore parzialmente dimenticato, Giuseppe Berto, noto per Il male oscuro, ma ha scritto molte altre cose, e di lui si è ritornato a parlare in occasione del centenario, però effettivamente è un autore che non è così conosciuto. Il titolo della conferenza è Giuseppe Berto, lo scrittore di un'altra modernità. Giuseppe Lupo, come trovate anche nei Deplian sulle sedie, insegna letteratura italiana contemporanea all'Università Cattolica di Milano e di Brescia. È uno scrittore che ha davvero prodotto tantissimo, ricevendo anche numerosi premi. Pubblica con Marsiglia, prevalentemente romanzi, ma è autore di numerosi saggi, collabora con le pagine culturali del Sole 24 Ore e di Avvenire, ed ha curato di Berto alcune pubblicazioni per Rizzoli. Quindi è sicuramente una persona che potrà dirci delle cose interessanti su questo scrittore di Mogliano Veneto. Fa parte anche il professore della giuria del premio Giuseppe Berto, premio annuale, credo. Bene, grazie allora. Io comincio dicendovi buonasera, chiedo scusa per il ritardo, ma insomma comunque non abbiamo fatto tanto tardi no. E naturalmente voglio ringraziare la biblioteca di Bassano per avermi inserito in questa rassegna. Io vengo da Mogliano Veneto, sono venuto oggi, ero a Mogliano Veneto, stamattina ero a Valdagno a vedere la fabbrica della Barzotto, quello che rimane. Oggi ero a Mogliano Veneto, adesso sono qui, quindi frequento molto il Veneto, diciamo soprattutto Berto. Ma sono legato anche a Venezia perché il mio editore è De Michelis, cioè la Marsiglia, quindi, che era molto lui a suo modo anche lui molto legato a Berto, avendo lui fondato nel 2014 l'associazione Giuseppe Berto che doveva occuparsi del centenario come ci siamo occupati. Ecco. Allora, il titolo di questa mia chiacchierata, conferenza è Lo scrittore di un'altra modernità. Io ho voluto scegliere questo titolo insistendo molto sul tema altra modernità, perché il problema è la modernità e Berto si inserisce in maniera molto originale nel tema di questa modernità. Ora diciamo due cose su quello che è la modernità, cioè quello come si manifesta la modernità. La modernità non sappiamo cosa sia, no? Non abbiamo mai capito in fondo cosa fosse la modernità, anche se ci siamo domandati in tutto il Novecento, nel secolo scorso, cosa è questa modernità. Abbiamo visto i fenomeni della modernità, e i fenomeni sono tanti. I frigoriferi, le lambrette, le Vespe, le 500, insomma, il boom economico è un fenomeno di questa modernità. Ma una modernità è stata anche, per esempio, la ribellione dei padri dei figli rispetto ai padri. La modernità è stata anche lo scorso secolo, che è stata una guerra ininterrotta. Anche quella è stata una forma della modernità. Adesso noi siamo entrati nell'epoca dopo la modernità, e anche di quest'epoca che è il postmoderno non sappiamo quasi nulla. Perché Berto è lo scrittore di un'altra modernità? Perché Berto è stato uno scrittore che innanzitutto non ha mai aderito a un progetto ideologico. È stato per molto tempo frainteso Berto, perché è considerato uno scrittore, tra virgolette, legato al fascismo, nostalgico, malinconico, politicamente schierato. Ora, Berto è stato uno scrittore che prima di essere scrittore, ha vissuto la guerra, l'ha raccontata, l'ha vissuta, ha partecipato a più guerre, quindi è uno scrittore che si è cimentato col tema della guerra e soprattutto col tema della morte, perché è lì il problema della guerra. Però
sarebbe troppo banale, ed è stato troppo banale ridurre Berto a uno scrittore malinconico, nostalgico, di un certo clima politico, cioè uno scrittore di destra. Perché questo fraintendimento? Perché ha scritto un libro come Guerra in camicia nera, che è un libro che racconta la guerra d'Africa, ma il titolo non deve ingannare. Soprattutto è stato uno scrittore che si è messo, ha avuto il coraggio di mettersi contro gli apparati intellettuali, contro quello che viene chiamato l'establishment. Cioè, in nome di questa libertà e in nome del fatto che sia stato un uomo sempre libero, anche di dire cose sconvenienti, si è procurato l'ira, la rivalità di quegli intellettuali, di molti intellettuali, che invece negli anni del post-fascismo, anni 40, anni 50, anni 60, aderivano in maniera non molto critica, cioè aderivano in maniera assolutamente, come si dice, con obbedienza all'altra ideologia, all'ideologia marxista, e questo ha procurato a Berto molti problemi. Berto non è che fosse necessario che uno scrittore sia per forza ideologicamente schierato, ma in un progetto come quello della cultura italiana degli anni del dopoguerra, in un mondo che era schierato, bisognava schierarsi. Se non ti schieravi eri una figura anomala, rappresentavi una scheggia impazzita. E Berto, per molte persone, per molti intellettuali anche importanti, rappresentò una scheggia impazzita e passò, purtroppo, per una persona non compresa, per una persona non capita, sia come uomo che come scrittore. Questo ha, come dire, indubitabilmente gravato su di lui e gli ha procurato, nonostante il successo, perché Berto raggiunge il successo, sognava il successo da ragazzo, da giovane, lo raggiunge in particolar modo con un libro che è Il Mare Oscuro, che è un libro del 64 che in una settimana vince Viareggio e Campiello, contro tutti i pronostici, contro tutti gli apparati. Ecco, nonostante il successo, Berto sta continuando, meno adesso, un tempo di più, a passare per uno scrittore non capito e a passare, cioè ad essere considerato uno scrittore frainteso. Questo non ha giovato alla sua fortuna. Tra l'altro, un libro come Il Mare Oscuro, che è un capolavoro del Novecento, è uno dei grandi libri del Novecento, è un libro che manca a farlo apposta, esce nel 64, cioè esce in un momento in cui la letteratura italiana, i maggiori intellettuali italiani stavano discutendo di alcuni fenomeni. Mi riferisco in particolar modo alla neo-avanguardia, cioè agli sperimentatori, a Umberto Eco, a Angelo Guglielmi, a Nanni Balestrini, a una serie di scrittori che hanno avuto una loro storia, devo dire anche producendo abbastanza poco. Umberto Eco ha dovuto varcare, ha dovuto dimenticare di essere stato uno sperimentatore per avere successo. Era conosciuto come saggista, ma non come scrittore. Per diventare grande scrittore, Umberto Eco ha dovuto scrivere Il Nome della Rosa. No, è un libro importante, ma Il Nome della Rosa è la contraddizione narrativa di ciò che aveva sostenuto 20 anni prima. È un romanzo all'incontrario, quindi quella del gruppo 63 e di questi sperimentatori contro i quali Berto si schierava e da cui era continuamente attaccato, è stata un'esperienza, come dire, tra virgolette, fallimentare. Hanno teorizzato molte cose ma hanno realizzato molto poco. Berto non ha assolutamente teorizzato nulla, ma è riuscito a scrivere un libro sperimentale, perché Il Mare Oscuro è un libro sperimentale, ma nessuno dei teorici della sperimentazione si è mai occupato di questo libro. Lo hanno sempre ignorato, perché Berto era Berto. E questo purtroppo la libertà paga, in termini negativi. Allora, quando io ho scelto questo tema, l'altra modernità, volevo accentuare l'attenzione su alcune caratteristiche di Berto
che sono queste. 1. L'andare contro mano. L'andare contro mano. Restiamo nel discorso della modernità, cioè restiamo nel discorso della modernità come si dice, miglioramento tecnologico, come fase di conquista della tecnologia. Berto ci dà, su questo tema Berto si interessa, ci dà 2 libri che sono molto curiosi, molto fantasiosi, ma curiosi. La Fantarca, che è del 65, e O Serafina, che è del 74. 2 libri sul moderno, 2 libri su quello che significa moderno attraverso il tema della tecnologia. La Fantarca è un libro di un'apocalisse. Sulla terra è accaduto una apocalisse, dalla terra bisogna fuggire. Allora Berto immagina che da una Calabria di contadini a un certo momento parta un'astronave, e questa astronave deve avere il compito di portare nello spazio, siamo negli anni 60, siamo negli anni delle conquiste spaziali, cioè siamo negli anni in cui esiste un immaginario legato alla Luna e legato alla conquista che è accaduta, sarebbe accaduta nel 65, 4 anni dopo, nel 69, ma insomma era l'atmosfera. Questa astronave deve portare un gruppo di coloni meridionali, calabresi, a ripopolare un nuovo continente, un nuovo pianeta, perché la Terra è diventata invivibile. Il racconto della Fantarca è un racconto che può essere usato come una favola per bambini, ma non è soltanto una favola per bambini, perché è una favola anche per adulti. Dove ci ha portato la tecnologia? Ci ha portato a dovercene scappare dalla Terra, ci ha portato ad avere una Terra inquinata. Discorso primo. Secondo discorso, erano gli anni in cui i calabresi emigravano verso il nord. Allora Alberto immagina un altro tipo di emigrazione, che non è quella attraverso i treni verso Milano e Torino, verso la Germania o la Svizzera, ma è un'emigrazione interplanetaria. Salvo poi questa astronave, che è un'astronave un po' buffa, perché è un'astronave che insomma scricchiola, sembra bullonata in maniera un po' precaria, sembra che a un momento dato debba cadere, sembra che insomma si legge in aria ma non si sa perché si legge in aria. Salvo poi questa astronave, questo viaggio, essere considerato un viaggio, una specie di odissea nello spazio. Odissea dello spazio sarebbe stato nel 69, questo è un libro del 65, quindi ancora una volta siamo avanti rispetto a quello che stava accadendo. È un'odissea perché non si arriva mai, perché le condizioni sono precarie, perché le 1000 domande che i viaggiatori si fanno non hanno mai nessuna risposta. Nemmeno il comandante di questa astronave, che sembrerebbe sulla carta la persona più esperta per portare questa gente al di fuori della Terra, riesce a dare le risposte. La Fantarca è un libro originale, è un libro di un'apocalisse e di una tendenzialmente viaggio verso un'utopia, che però diventa un viaggio fallimentare. Tornano indietro. O Serafina, da cui è stato fatto anche un film famoso con Renato Pozzetto e Adriano Celentano, e c'è un'attrice famosa che fa la parte della donna. O Serafina è una storia, anche questa molto divertente, perché ci racconta la storia di un industriale di bottoni nei dintorni di Milano, quindi potrebbe essere San Giovanni, insomma nell'Interland milanese, nell'Interland industrializzato intorno a Milano. E questo industriale di bottoni, che ha una moglie, ha un'azienda che ha ricevuto dal padre, ha una moglie che ama vestirsi in un certo modo, è una persona un po' strana, come Berto ce la racconta, perché è una persona che non sembra molto portato per i conti, non è capace di fare i conti. Sì, è industriale, ma insomma le sue aspirazioni vorrebbero essere verso altre cose. Tant'è vero che a un certo momento gli impiegati della sua azienda si accorgono che lui comincia a uscire fuori dal suo ufficio
a andare in giardino, a fermarsi sotto gli alberi e a parlare con gli uccelli. È vero, chi l'ha letto dice è matto. Cioè, anziché pensare all'azienda, ai bottoni, al profitto, alla vendita, ai soldi, anziché pensare a fare denaro, questa persona comincia a parlare con gli uccelli e cominciano a guardarli in modo molto strano, questo industriale, perché con gli uccelli parlano i matti o i santi. Siccome lui non è santo, sarà matto, ovvio. E la moglie e le persone che gli stanno intorno cominciano a estrometterlo dall'azienda. Ma lui non si preoccupa di questo problema, perché in fondo ciò che gli interessa è parlare con gli uccelli e vivere la natura, insomma, non è importante. Tant'è vero che lo vanno addirittura a internare in un manicomio, perché la prima cosa che fai è questa, la società ti rifiuta. E in manicomio lui invece incontra una donna che è la protagonista di questo romanzo, ma anche nel film. Non mi ricordo l'attrice, ma è un'attrice all'epoca degli anni 70 molto famosa, insomma, una giovane attrice famosa. Incontra questa donna di cui si innamora, anche lei è ricoverata in questo manicomio, e alla fine non si sposano, però stanno insieme. E la loro bellezza è che riescono a fuggire da questo manicomio e fondano una famiglia in un luogo che è in un mezzo alla natura completamente. Perché questo libro? E perché questo libro è il racconto anche di un'altra modernità? Perché noi ci siamo sempre, lungo il Novecento, soprattutto negli anni 60, 50, 60, 70, quando in Italia arriva il boom economico e esplode quella che viene chiamata la letteratura industriale. Molti scrittori raccontano di fabbriche e molti scrittori raccontano dei problemi che le fabbriche procurano agli uomini, l'alienazione, la follia, il dolore, la rabbia operaia, i conflitti di classe, i conflitti fra operai, e chiamiamoli con il titolo di un libro di uno scrittore che è nato a pochi chilometri da qui, Goffredo Parise. Nel 65 scrive un libro che si chiama Il padrone, i conflitti fra operai e padroni. La letteratura di fabbrica, la letteratura industriale ci ha sempre raccontato quella Italia in termini molto negativi. Perché? Perché anche lì, in queste narrazioni, c'era sempre un difetto di origine, che è il difetto ideologico. Le posizioni di molti scrittori erano posizioni critiche verso le fabbriche, verso il capitalismo, verso i consumi, perché la loro posizione era quella di scrittori che venivano fuori da un'area marxista. Ora non è che Berto ci dà il racconto di una modernità, cioè di un mondo delle fabbriche idilliaco, però a differenza degli altri scrittori che raccontano di quelle fabbriche, che raccontano delle fabbriche, Berto ci dà una soluzione. E la soluzione è: bene, rifiutiamo l'industria, rifiutiamo il mondo della civiltà industriale, si può fare. E qual è la soluzione che io trovo, che Berto trova? La soluzione è: ci hanno scambiati per matti, ce ne andiamo a vivere in una dimensione da giardino di Eden. Viviamo in mezzo alla natura, stiamo in una capanna, mangiamo quello che ci capita, cioè la coppia che fugge dal manicomio e sta insieme, che rifonda, propone una soluzione che non è semplicemente un rifiuto, perché il problema sta qui. Gli altri scrittori che hanno raccontato di fabbriche hanno semplicemente distrutto, cioè hanno voluto abbattere il mito della civiltà industriale, ma non ne hanno proposto un altro. Paolo Volponi, Ottieri, Nanni Balestrini non propongono un'alternativa alla civiltà delle macchine, dicono soltanto che la civiltà delle macchine può far male, è negativa, la rifiutiamo. Ecco, Berto è a suo modo controcorrente, perché non dico che la rifiuti la civiltà industriale, diciamo che la civiltà industriale produce anomalie, ma a queste anomalie c'è una soluzione: andare in campagna, che è una soluzione francescana, perché la maniera di vivere di questo industriale, già il fatto stesso che parlassero gli uccelli ci richiama il mito di Francesco d'Assisi,
cioè un evangelismo povero. Un industriale sarà anche matto, ma vive la sua vita secondo questo criterio, secondo il Vangelo dei poveri e dei folli. Andiamo un attimo al Mare Oscuro, che è il capolavoro di Berto. Penso che l'abbiate letto. Gli altri romanzi magari forse no, il Mare Oscuro l'avete letto, è uno dei libri più importanti. Prima di tutto, noi abbiamo nel Novecento abbiamo la particolarità che i libri che raccontano dei rapporti fra padre e figli sono libri conflittuali, sempre. Il romanzo di formazione è un romanzo conflittuale, non può non essere conflittuale, perché i rapporti perché il moderno entra con la conflittualità, cioè i figli devono avere una discontinuità rispetto ai padri, altrimenti ciò non significa litigare, ma essere discontinui. Se non c'è questa discontinuità non entra il moderno. Per cui Berto fa esattamente questo tipo di discorso, che è un tipo di discorso che noi troviamo anche nel romanzo mitteleuropeo, cioè lo troviamo in Kafka, lo troviamo in Musi, lo troviamo in Thomas Mann, tutti i romanzi che raccontano i rapporti fra padre e figli, tutti i romanzi di formazione sono romanzi con il conflitto o la discontinuità. Però Berto realizza un romanzo che ha una sua, anche in questo caso, originalità. Qual è l'originalità di questo libro? Al di là della storia di Mogliano, del papà carabiniere, poi che fa il negozio di cappelli e poi la sua fuga da questo padre, la nevrosi della malattia, quello è un libro che sembra scritto in pianura. Cosa voglio dire per un libro scritto in pianura? Se voi ci fate caso non ci sono non ci sono segni di punteggiatura, non ci sono né virgole né punti, raramente ci sono i punti. È un libro che per pagine va avanti senza segni di punteggiatura, senza che il lettore si debba fermare. Camminare in pianura, scrivere in pianura, significa non fermarsi mai. Uno scrittore di pianura è uno scrittore che adotta questa strategia, quella di avere l'orizzonte piatto e non avere ostacoli. Uno scrittore che invece non ha questa orizzontalità, uno che è abituato alla verticalità, cioè a scalare le montagne, a salire, ha per forza di cose gli ostacoli. E gli ostacoli possono essere anche i punti, le virgole, i punti e virgole, l'andare a capo, il cambiare pagina, un nuovo capitolo. Quelli sono ostacoli, sono strumenti, esercizi nati per agevolare il lettore, ma lo scrittore quando scrive si ferma quando va a capo, si deve fermare. Berto invece adotta la soluzione di non fermarsi mai, come se dovesse attraversare una lunghissima landa, geografia pianeggiante, e il racconto va avanti, torna indietro, si avvita, ritorna su se stesso. È un racconto ironico, non è un racconto tragico, cioè nel tragico della storia del padre e del figlio c'è molta ironia, si ride in quel libro, si ride perché Berto ci racconta delle storie, delle particolarità delle storie che sono completamente comiche. Anche la storia della malattia è comica, anche la storia delle tutte le sue nevrosi sono comiche, perfino quando deve corteggiare una donna quel romanzo fa ridere. E la cosa particolare qual è? Noi abbiamo due grandi scrittori che hanno voluto tentare la strada di questo tipo di romanzo, uno è Gadda e l'altro è Berto. Tra l'altro i rapporti sono vicini, perché Berto intitola Il Mare Oscuro ispirandosi alla cognizione del dolore di Gadda, che cita, quindi c'è nella sua visione un rapporto di parentela. Però Gadda viene preso a esempio, preso come maestro dalla neo-avanguardia, e Berto no, per le ragioni che vi ho detto prima.
Ma dove sta la differenza tra Berto e Gadda? Anche Gadda è un grande scrittore, anche Gadda è un grande inventore di lingua, di linguaggi. Però Gadda non finisce i libri. Gadda è come un ingegnere, un architetto che progetta una cattedrale ambiziosa, cattedrale molto bella, molto grande, e poi però quando è arrivato a chiudere, cioè gli rimane da fare il tetto, si rifiuta di fare il tetto. Ha costruito una cattedrale strepitosa, magnifica, e poi il tetto non lo fa. E non lo fa perché dice: io il tetto non mi interessa fare il tetto. Gadda non finisce mai i suoi libri, soprattutto i libri più importanti che sono Il pasticciaccio e La cognizione. Gadda scrive i libri per prendere in giro la scrittura, perché in fondo qual è la sua, che cosa vuole dimostrare, non chiudendo mai i libri? Che la trama non è importante, non è importante se si sposano Renzo e Lucia in un libro, non è importante se come va a finire, il commissario Cicci Ingravallo ha trovato il colpevole, e chi se ne importa? Non lo sa, lui non lo sa, e alla fine dice: io ci rinuncio perché tanto non ci riuscirò mai a trovare il colpevole, la vita è talmente ingarbugliata che io non ce la faccio. Non soltanto la vita è ingarbugliata, la lingua è ingarbugliata, e il commissario Ingravallo si perde nel labirinto della lingua ingarbugliata che lui stesso contribuisce a creare, perché parla quel molisano romano strano. È la storia in cui lui si va a trovare il colpevole che ha ucciso questa contessa, ha rubato i gioielli. Rinuncio. È una specie di sberleffo l'operazione di Gadda. Perché è uno sberleffo? Perché un giallo deve avere una conclusione. Non si è mai vista sulla faccia della terra che un giallo non abbia una conclusione, altrimenti che si scrive a fare il giallo? Il commissario ce la deve fare a mettere dentro il colpevole, altrimenti non si legge in piedi. E invece Gadda si permette il lusso di creare un commissario, di creare un assassinio, cioè un delitto, e il delitto però non ha colpevole. Tutti quanti i giallisti di ora dovrebbero leggere Il pasticciaccio di Gadda, perché dovrebbero capire che il feticcio del commissario che riesce a mettere ordine nel disordine non è necessario. No. Il successo del giallo di questi anni è dovuto al fatto che noi abbiamo paura di vivere. Allora ci vogliamo fidare di un commissario, qualsiasi commissario che ci mette ordine. E Gadda fa così. Vi faccio vedere io come il commissario, manco lui è capace di fare quello che il pubblico si aspetta di fare. Berto ha molto chiaro, l'io che racconta del Malo Scuro ha molto chiaro in mente dove deve finire il suo libro, dove deve finire la sua storia. Perché è vero che è una storia che si avvita, ed è vero che è una storia circolare, ellittica, è un labirinto, però l'impressione che dà sin dalle prime pagine quando racconta è che questo rapporto di odio e di amore col padre, questo rapporto di odio e amore con il Veneto, con Mogliano, con la mentalità, con i contadini, con i preti, con il mondo veneto, è un rapporto che deve andare a finire da qualche parte, non può rimanere inconcluso. E infatti quel libro, Il Malo Scuro, si conclude. Berto individua una conclusione a quel libro, che è una conclusione geografica, perché la conclusione di quel libro sta esattamente dove finisce la vita di Berto, cioè sta a Capo Vaticano, in quel pezzo di terra, magnifico pezzo di terra, dove lui si costruisce la casa, da cui dice: io posso guardare la Sicilia, l'isola dove lui non è mai arrivato, l'isola che ha rifiutato, dove lui si è sempre rifiutato di approdare perché aveva paura, cioè l'io del personaggio del Malo Scuro ha paura di passare, però vuole continuare a contemplare quest'isola, e da quella posizione, dal promontorio di Capo Vaticano c'è la possibilità di contemplare quella posizione. E c'è una frase bellissima che dice Berto, quando il padre gli raccontava
della sua esperienza in Sicilia, e in fondo Berto, cioè l'io del romanzo, non farà altro che andare a inseguire le tracce che il padre aveva lasciato raccontandogli queste storie, pur odiandolo, anche odiandolo, continua a pensare. Ecco, quando l'io del romanzo scopre la Sicilia, pur sapendo che non ci arriverà mai, la Conca d'Oro, la chiama la Conca d'Oro, l'isola delle arance, e si ricorda che quello è il territorio dove il padre è vissuto e di cui gli raccontava. In quel momento, in quella condizione, avviene l'incontro, usiamo un termine, una pacificazione col padre, cioè lì nell'immaginazione di quella terra, nel ricordo del padre che gli raccontava di quella terra e in lui che immagina di poterci arrivare pur sapendo che non ci arriverà, avviene l'incontro con questo padre, avviene, come dire, è il momento in cui si pacifica. E infatti nel Mare Oscuro c'è una delle frasi più belle, che verso la fine dice: ora io non ho più una terra, ho solo un pezzo della memoria dove abitare. Avere un pezzo di memoria dove abitare equivale a dire: questa memoria è diventata la mia terra. Quasi a voler dire ancora un'altra cosa più profonda. Mio padre, che io tutta la vita ho combattuto, il suo fantasma da cui mi sono allontanato, io l'ho recuperato nel ricordo di questo pezzo di terra che lui mi raccontava e che io adesso posso contemplare. Ecco, a differenza di Gabbia, che gioca con il romanzo perché vuole dimostrare un'altra cosa, cioè vuole dimostrare che il mondo è un labirinto, che la vita è ingarbugliata e che alla fine bisogna arrendersi a questo labirinto, è inutile combatterlo, tanto siamo sconfitti. Berto da questo labirinto Berto riesce a uscire, secondo me, e riesce a uscire avendo trovato proprio non tanto nell'arrivare a quella terra, ma nel contemplare quella terra, come se contemplasse un pezzo della sua memoria che aveva dimenticato e che poi improvvisamente gli esce fuori. Perché un'altra modernità per il Mare Oscuro? Al di là del discorso di come è costruito questo libro, al di là della lingua, di come scrive Berto, è un'altra modernità perché Berto segue i caratteri della modernità tipica del Novecento, il conflitto col padre, la guerra combattuta contro i padri, è tipico del Novecento. Il Novecento si apre, come secolo, si apre con le avanguardie e le avanguardie sono una ribellione dei figli contro i padri. Questo è indubitabile. Però il Novecento non si può fermare semplicemente alla conflittualità. Cioè, se noi pensiamo che il secolo passato sia stato soltanto un secolo di conflitti, noi ci perderemmo una parte importante di quel secolo, perché il secolo Novecento è stato conflitti, è stato guerre tra uomini ma anche tra nazioni, però è stato anche la ricerca di un'utopia, la ricerca di qualche cosa che dovesse essere la costruzione. Allora Berto, quando trova nella Conca d'Oro, nella contemplazione di quell'isola, suo padre, è lì che trova suo padre, lui ha cercato la sua utopia. Quella frase che vi ho detto prima, è l'utopia di Berto. Ora io non ho più una terra, sono disperato perché non ho più terra dove abitare, però ho questo pezzo della memoria. Abitare un pezzo di memoria significa non essere del tutto disperati e significa non avere del tutto perduto quello che è la terra su cui poggiare i piedi. In fondo, se voi ci pensate, un capolavoro che ha disegnato il Novecento alla ricerca del tempo perduto di Proust, cos'è? È un trovolero
è un voler essere, cioè è un essere consapevole di aver perduto tutto tranne la memoria, che va ritrovata, perché soltanto ritrovando diciamo la memoria puoi poggiare i piedi sopra una identità. Quella di Proust, la ricerca di una memoria come ricerca di una identità. Quella di Berto è un allontanarsi dal padre per inseguire un'identità che trova. Facciamo un altro ragionamento su questa altra modernità, una modernità alternativa di Berto. La gloria. La gloria è un romanzo, anche quello contromano. Bello? No. Brutto? Meraviglioso. Allora, quello è un romanzo con cui Berto si congeda, cioè esce pochi giorni prima che lui muoia. Lui muore nel 1° di novembre del 78, il romanzo praticamente esce nell'autunno, ed è un libro di di uno splendore e di un'intelligenza, perché è la storia della passione di Cristo, l'ultima settimana di Cristo, la settimana in cui Cristo entra in Gerusalemme e viene poi condannato e ucciso. Quindi gli ultimi 5 giorni della vita di Cristo, raccontati dal punto di vista di Giuda. E qui sta il problema, che è un problema non soltanto morale, è un problema teologico. Berto non è detto che creda in Dio, forse, ma insomma non è uno scrittore cattolico, non è uno scrittore cristiano, è uno scrittore molto laico. Però lì si va a avventurare su un tema scottante e su un territorio terribile, perché questo romanzo è la dimostrazione della non colpevolezza di Giuda. Cioè questo libro è scritto attestando, affermando che in fondo Giuda è una vittima come Cristo. E perché? Facciamo un passo indietro. Ci sono molti autori nel Novecento che hanno raccontato e che hanno riscritto il Vangelo. È una consuetudine molto novecentesca. Vi cito alcuni titoli. Mario Pomilio scrive il Quinto Evangelio nel 75. Non è una scrittura del Vangelo, ma insomma, quasi. Luigi Santucci, scrittore cattolico, lui sì, scrive il Vangelo, che si intitola Volete andarvene anche voi? Ferruccio Ulivi, scrittore meno noto, scrive un Vangelo su Giuda, 30 denari. Quindi c'è una consuetudine molto frequente. Il Novecento comincia addirittura con uno scrittore di cui ormai nessuno più ricorda il nome, Giovanni Papini, che nel 21 scrive la storia di Cristo, che è una sorta di riscrittura narrativa romanzesca del Vangelo. Quindi c'è una consuetudine, c'è una traccia in cui Berto si va a inserire. Il problema però è che Berto sceglie la posizione più scomoda, cioè non sceglie il racconto. Per esempio, un altro scrittore ora meno noto ma a suo tempo molto noto e comunque più conosciuto come regista che come autore, Pasquale Festa Campanile, scrive un libro che ha vinto il Campiello nell'83, Per amore solo per amore, la storia di Giuseppe e Maria, cioè di questo matrimonio molto anomalo e di questa nascita molto anomala attraverso lo sguardo di Giuseppe. Ma è vero che questa donna aspetta un bimbo perché Dio, cioè, ma stiamo scherzando? Insomma, è la storia davvero molto laica, bellissimo. Se vi capita leggetelo. Ecco, però gli altri scelgono posizioni più comode, comunque meno scomode. Berto va a toccare il problema di Giuda, che fa anche lo stesso che fa Ferruccio Ulivi, ma Ferruccio Ulivi risolve il problema non andando dentro il tema etico, perché invece il problema di Berto, il Giuda di Berto, racconta in prima persona: io, Giuda, io sono il condannato, io sono la persona più odiata dalla faccia della terra,
io sono quello che si è attirato su di sé tutti i fulmini dell'umanità. È un faccia a faccia con Cristo. Io ho dovuto obbedire anch'io a una missione. Ci voleva uno che doveva tradirti? Sì, perché tu dovevi compiere questo percorso, con la differenza che tu hai avuto la gloria da questo percorso e io ho avuto la maledizione. Però siamo entrambi vittime di un destino a cui non potevamo disubbidire, e il destino è che io dovevo tradire, tu dovevi essere la persona, diciamo, tradita. Però la differenza è che tu ti salvi o no. Allora è un libro drammatico, bellissimo, perché è un libro molto corto, teso, cioè lo si legge in niente, anche perché è costruito come se fosse un filo tirato, non c'è una pausa, non c'è un attimo di come dire, caduta, il ritmo ed è drammatico perché è un continuo parlare di questo Giuda che è disperato, perché sa che non si può sottrarre al problema, non si può sottrarre a questa macchinazione, ed è anche un modo per accusare Dio, perché in fondo cioè io sono stato messo su questo percorso, su questo binario, non me lo so cercato io. È un libro, quindi teologicamente, se siete fragili teologicamente non lo leggete, perché vi fa dubitare su alcune cose. Cioè se uno crede o non crede è meglio che non lo legga. No, leggetelo perché è bello. Non bisogna aver paura di leggere i libri se sono scritti da scrittori seri. Il problema di Giuda, il problema della gloria, non è soltanto il faccia a faccia di Cristo e Giuda, che sono due forti personalità. Giuda è un medico, è un intellettuale, è una persona che ha studiato, non è una persona, come dire, come si dice, una persona come gli altri apostoli che sono un po' più semplici, no? È una persona che ha studiato e ha una sua struttura. E allora lì arriva a sospettare esattamente questo, proprio perché ha studiato, proprio perché è così colto, essendo medico, è la persona adatta per tradire. Allora il problema che si propone non è soltanto un problema legato alla vicenda teologica, che pure è meravigliosamente importante, ma il problema è: perché scegliere un apostolo che ha studiato, cioè una persona colta, e non scegliere un semplice? Perché mettere il tradimento nelle mani di una persona che ha studiato? Cioè, perché Dio ha scelto questa persona qui e non un'altra? Se avesse scelto una persona più semplice, che non avesse studiato, c'era un escamotage. Lui non sa quello che sta facendo, perché non ha una coscienza critica, è una persona in fondo semplice che compie questo gesto, ma non è nemmeno consapevole, e quindi è giustificato. Cioè chiudiamo gli occhi di fronte a una persona che fa il male, ma non è consapevole, non ha studiato, quindi di fronte a una persona che conosce non puoi chiudere gli occhi. E il problema è diverso. È il problema che va nella direzione di chi? Come deve comportarsi una persona che studia? Cioè una persona colta, una persona come in questo caso Giuda. È facile che possa tradire. È facile che possa tradire perché il tradimento fa parte dell'atteggiamento della persona che ha studiato. Problema difficile, diciamo, complicato da dimostrare, ma un semplice come poteva essere per esempio Pietro, o un semplice come poteva essere qualche altro apostolo meno è più facile che obbedisca. Cioè l'obbedienza è direttamente proporzionale o abbastanza direttamente proporzionale al grado di cultura che ha. Più basso è il grado di cultura,
teoricamente, più dovrebbe essere facile obbedire. La disobbedienza nasce dal sospetto. La cultura crea sospetti, la cultura crea disobbedienza. Le ribellioni vengono fuori da parte delle persone. Lucifero era l'angelo più luminoso, evidentemente parlando di angeli poteva essere l'angelo più colto, è pure intelligenza. Allora il problema di Berto, il problema della gloria, non è soltanto un problema, non è soltanto una narrazione legata al tema teologico, che ripeto pure è molto bello. Il problema è quanto contano gli intellettuali e qual è il ruolo degli intellettuali in quella società al tempo, cioè 33 anni dopo la nascita di Cristo. Ma in fondo il problema si propone anche oggi, cioè quando scrive lui il libro negli anni 70, esce nel 78. Quanto contano gli intellettuali? Qual è il loro raggio d'azione? Fino a che punto sono affidabili gli intellettuali? E fino a che punto invece gli intellettuali non siano persone che, proprio perché studiano, tradiscono? Il tradimento degli intellettuali è un tema che quel libro non dichiara, però lo rende manifesto, cioè sotterraneamente c'è il tradimento degli intellettuali. Il tradimento degli intellettuali è il vero problema del Novecento, del secolo passato. Due sono i problemi del secolo passato: uno è la modernità, capirla, comprenderla, e l'altra è gli intellettuali che tradiscono. Tradire non è soltanto andare con una donna che non è tua moglie, per dire, quella è la forma. Tradire è ribellarsi, quindi provare ribellione, contestare la propria identità. Nel caso di Giuda questo è accaduto, è una contestazione della propria identità, cioè è il rifiutare di obbedire a quello che viene considerato essere un atteggiamento eticamente corretto e tradire il proprio maestro. In nome di che cosa? Non 30 denari, quello è il racconto, ma in nome di un obbligo che la storia mi pone di fronte. Io sono obbligato a tradirti perché questi sono i patti della nostra storia. Tu devi morire e risorgere e io devo essere condannato. Allora in questo libro Berto proprio si vede chiaramente che quando Berto sia stato uno scrittore scomodo, quando Berto abbia sempre scelto le soluzioni più difficili, più difficoltose, quelle meno comuni, quelle meno banali. Ecco, quando io vi dicevo che in fondo è uno scrittore che va contromano, cioè uno scrittore che sceglie sempre le soluzioni meno convenienti, ecco, questo è una dimostrazione in fondo di questa storia. Tenete presente un'altra cosa e poi mi avvio verso la conclusione, poi se volete dialogare dialoghiamo. Tenete presente una cosa, perché io sono stato molte volte, a parte a Mogliano, anche a Ricadi, alla villa di Capo Vaticano, dove lui è vissuto, dove lui è morto e dove lui è sepolto. E mi sono domandato, al di là del manoscuro, non so se è vera la storia che quella è la posizione da cui possa vedere la Conca d'Oro. Sicuramente vede un paesaggio meraviglioso, questo sì, perché vede il Golfo, vede il Mar Tirreno, Stromboli, la Sicilia, però è meraviglioso, è un pezzo di paradiso. Perché Berto ha scelto di andare a vivere lì? Lui che era veneto, cresciuto in una terra di pianura, e va a vivere in un dirupo, perché la villa proprio poggia sul mare, ma è un dirupo. E questa villa se la costruisce da sé, se la mette insieme pietra su pietra, se la fa su sua misura. Berto se l'ha costruita lui questa villa. Beh, io mi ho sempre immaginato che quell'uomo, e che quindi Berto che ci abitasse, sia stato un po' come la casa di campagna di Hemingway, cioè il rifugio dove Hemingway andava a scrivere appartandosi.
E c'è una similarità, perché quello di Capo Vaticano è un po' una terra hemingwayana, non perché sia simile a Hemingway, ma perché nello spirito è hemingwayano. Berto ama la guerra, non perché ami la guerra, ma perché ama capire come l'uomo si comporta di fronte alla morte, di fronte al pericolo della morte. E questo è tipicamente hemingwayano. Hemingway ha fatto tante, 4 guerre, ha raccontato moltissimo la guerra. Quindi questo faccia a faccia con la morte, faccia a faccia col destino, che è di Hemingway, è anche in Berto. E allora perché andare a vivere in un luogo così appartato, così selvaggio, proprio fuori mano? E attenzione, non negli anni 2019-2018, ma negli anni 50. Come doveva essere la Calabria negli anni 50 in un luogo così? È difficoltoso abitarci ora, immaginate allora. Tant'è vero che il libro che lui ci dà fine anni 40, primi anni 50 è un libro che ha a che fare col mondo calabrese, si chiama Il Brigante, è una storia non particolarmente bella ma che ha a che fare con un tema di queste ribellioni. Beh, io mi sono sempre domandato perché e alla fine una mia risposta me la sono trovata, ed è questa: in quel luogo Berto ha trovato sì la tranquillità alle sue nevrosi, può essere, ha trovato il silenzio per la sua depressione, può anche essere, però io ho capito che Berto cercasse i miti. Ecco, Berto è un uomo che ha continuamente cercato i miti, cioè ho avuto sempre l'impressione che la sua fuga dal Veneto sia una fuga da un mondo morente. Mi spiego, perché io ho di fronte persone che vivono in Veneto e non voglio essere frainteso dicendo questo. No, pensate a Anonimo Veneziano. No? Anonimo Veneziano è la storia di una Venezia morente, di un amore morente dentro una Venezia morente. Ecco, cioè il tema della morte, il tema della fine è molto sentito da Berto, e io ho l'impressione che Berto vedesse in Venezia, in questo, un mondo cosa ha detto? Che stava per finire, esattamente, che stava per finire. Cioè quello è il mondo dei padri, quello è il mondo della Mitteleuropa, quello è il mondo di un continente che guardava, perché Berto guarda molto verso l'Europa centrale, no? La Mitteleuropa. Il suo libro, il suo rapporto col padre si ricorda molto Kafka, la decadenza di cui parla spesso è la decadenza di Thomas Mann. Insomma, c'è una parentela, e perfino il fatto stesso che abbia scelto come genere preferito il romanzo di formazione, quello è molto mitteleuropeo. Insomma, però questa Mitteleuropa l'abbandona perché gli dà questo senso della fine, andando verso il Mediterraneo. Ecco, dovete immaginare questo scrittore che dalla Mitteleuropa, dal sentimento della fine di questa Mitteleuropa, lui si trasferisca e abbracci, come dire, un mondo mediterraneo. Perché? Cercava i miti. Quel pezzo di mare di Capo Vaticano, quella Calabria, era il mare dove c'erano i miti della Magna Grecia, c'erano i miti omerici, gli richiamavano un mondo di miti. E quando noi pensiamo a un mondo di miti, dobbiamo pensare a un mondo di persone forti. La debolezza di quest'uomo che cercava nei miti la forza che sentiva mancargli. E io penso anche un'altra cosa: che valore avessero questi miti? Lui lo ha scritto in un articolo, il mare che bagna i miti. Quindi il tema del mito lui ce l'ha, la ricerca del mito. Nei miti, io penso che lui cercasse il padre che non aveva avuto, cioè una paternità. Ecco, voleva accreditarsi, diventare figlio di un mito, come figlio di un padre forte,
come figlio di un padre, come dire, benevolo. Io così giustifico il motivo perché lui va a vivere in un mondo mediterraneo, in un selvaggio mediterraneo, lui che invece viene da una geografia completamente diversa, da una lingua completamente diversa, da una, usiamo un termine, antropologia completamente diversa. L'attesa dei miti, la ricerca dei miti, la ricerca di un'esperienza che lo collegasse a un mondo omerico, sì, selvatico, certo, a un mondo come quello di Ulisse, no? Un mondo come quello di Troia, selvatico, violento, dove era forte il viaggio, il tema del viaggio, e dove era forte il tema della guerra, cioè l'Iliade e l'Odissea. Ecco, io penso che lui abbia cercato questo, e chiudo, poi ripeto, e penso anche che in fondo la sua opera, soprattutto Il Mare Oscuro, quello è un libro dove vanno a convergere i due grandi poemi omerici. È un libro di guerra, è la guerra col padre, è la guerra con la morte, è la guerra con la malattia, è la guerra con se stesso. È un libro di guerra, drammatico. Però è anche un libro di avventura, perché è l'avventura di un uomo dentro il labirinto, in fondo, di questa civiltà. Ecco, secondo me Berto cercava in Calabria, a Capo Vaticano, i miti che qui vedeva miti morenti, come Venezia, no? Quelli miti di una bellezza estrema ma decadente. Così io leggo Berto.